si è aggiudicato il derby con il Mestre, riconquistando la vetta della classifica sotto una fitta nebbia e agganciando il campo d'Arsego. Quasi 4.000 spettatori allo Stadio Penzo per una serata che è stata soprattutto di festa. Il Penzo è avvolto da una fitta coltre di nebbia. Prima del fischio d'inizio, infatti, l'arbitro prende del tempo. Rimanda di un quarto d'ora, poi di altri 10 minuti tra i fischi delle due curve e si parte mezz'ora in ritardo. L'azione che decide il match è il pallonetto di Carbonaro sul finale del primo tempo. Il Venezia però non chiude, il Mestre cerca in tutti i modi di pareggiare. Una partita che a larghi tratti è stata molto equilibrata e che ha visto l'attacco del Mestre nell'ultima porzione di ripresa in cerca di un pareggio che avrebbe potuto anche rispecchiare ciò che si è visto in campo. But 3 punti e 3 punti, questo è importante. We still haven't lost the game and I want to keep it that way. La partita era importante, ho visto tanta intensità, è stata dura, ma siamo una famiglia e come una famiglia ci supportiamo nei momenti difficili. Sono orgoglioso di questa squadra e dei nostri tifosi che meritano la Serie B e la Serie A.